Tante le iniziative di aggiornamento in atto fatte dall'Unioncamere, Camere di Commercio anche di Agrigento, abbiamo visto quelle sulla fattura elettronica, sul mercato digitale, ora quelle relative al MEPA, quindi un costante aggiornamento agli imprenditori della città. La Camera di Commercio, come sempre, è attenta a queste innovazioni tecnologiche e mette a disposizione degli operatori delle imprese queste iniziative e innovazioni con persone competenti che li stradano sulla via giusta per riuscire a migliorare le proprie condizioni. La Camera di Commercio resta sempre a disposizione per quanto ne avessero bisogno, per quanto può fare la Camera. Dottoressa Francesca Minerva, qui alla Camera di Commercio continuano gli aggiornamenti relativi al mercato elettronico digitale e alle novità che solitamente in atto si stanno facendo. Oggi si parla di MEPA, Mercato Elettronico Unico Europeo. Cosa si tratta e quali consigli dare anche a quegli imprenditori che hanno difficoltà ad approcciarvi? Allora oggi si parla di MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e siamo qui per un incontro con gli intermediari del mercato, con la collaborazione delle associazioni della Camera di Commercio, quindi intermediari del mercato, le associazioni di categoria che ci aiutano ad aiutare le imprese. Questo è molto importante per noi, è molto importante per il mercato, perché attraverso il MEPA le imprese, anche le più piccole, possono vendere beni, servizi e anche lavori alle pubbliche amministrazioni, ed è una piattaforma totalmente gratuita per acquisti al di sotto della soglia comunitaria, e insieme, però certo è difficile diciamo, sensibilizzare e far capire anche alle imprese il vantaggio di utilizzare il mercato elettronico. Quindi il ruolo delle associazioni di categoria e delle Camere di Commercio è davvero fondamentale in questo. È un po' una rete che stiamo creando ormai dal 2004, si chiama Progetto Sportelli in Rete, ed è una rete proprio a disposizione delle imprese su tutto il territorio italiano. Oggi abbiamo circa 400 sportelli su tutto il territorio con tutte le principali associazioni di categoria e quindi in che cosa consiste? Noi formiamo delle persone all'interno delle associazioni di categoria e le associazioni formano a loro volta le imprese per aiutarle a utilizzare il mercato elettronico e quindi per abilitarsi, per rispondere a delle richieste di offerta, cioè delle gare, e quindi a tutti gli effetti per poter vendere ed essere competitivi verso le pubbliche amministrazioni. C'è una trasformazione del mercato, ci sono aziende che ormai non vendono più, diciamo, pubblicamente, ma vendono esclusivamente organizzati per il mercato elettronico alla pubblica amministrazione, quindi un mercato, diciamo, che si evolve anche in questo senso. Benissimo, questo mi fa piacere ovviamente, ci fa piacere insomma come Consip, e sempre di più speriamo in questa attività. In realtà speriamo anche che le imprese magari si aggreghino tra loro per poter diventare anche più competitive e quindi per poter usare anche insieme, perché questo è possibile, il mercato elettronico. Quindi insomma ben vengano tutte le iniziative di questo genere. Consip è a disposizione per far conoscere il più possibile il mercato elettronico. C'è un problema di qualità, magari ecco, si abbassa troppo il prezzo. Voi come Consip come garantite la qualità per un prezzo basso e un prodotto ottimo? Allora, su questo devo dire che il mercato elettronico è una piattaforma dove Consip è come un po' se mettesse a disposizione un terreno di gioco, non ha un ruolo attivo su questo, cioè dà il patentino per operare alle pubbliche amministrazioni e agli operatori economici, poi sta alla responsabilità dell'uno e dell'altro agire al meglio, quindi all'amministrazione viene richiesto di assumersi ovviamente le sue responsabilità e fare tutti i controlli e verificare insomma anche che l'offerta sia la migliore possibile per le sue esigenze.
È diverso quindi il mercato elettronico da un altro strumento che abbiamo, che è quello delle convenzioni, dove invece Consip è stazione appaltante, quindi a quel punto è Consip a fare tutte le verifiche e i controlli. Ma ripeto, il mercato elettronico è una piattaforma dove amministrazioni e imprese si incontrano e fanno le loro trattative o i loro acquisti, insomma.